Udine è la capitale storica della patria del Friuli. I primi documenti risalgono al 938, quando Ottone II la donò ai patriarchi di Aquileia, che ne fecero la loro sede. La posizione centrale di Udine è stata fondamentale per il suo successo, oltre al contemporaneo declino di Aquileia e Cividale, che fino a quel momento erano molto più importanti. Ma Udine deve la sua espansione principalmente a Venezia, alla Repubblica di Venezia. Infatti nel 1420 fu conquistata dai veneziani, come praticamente tutto il Friuli, che la resero la quinta città più importante della Repubblica. Quello alle mie spalle è il castello di Udine, che sorge su un solitario colle alto 138 metri sul livello del mare. La leggenda vuole che fu fatto costruire da Attila quando nel 452, dopo aver dato fuoco ad Aquileia, tornando verso le montagne, si fermò e ordinò ai soldati di creare un'altura da cui potesse guardare Aquileia in fiamme. La leggenda narra che i soldati presero gli elmi, li riempirono di terra e riversarono la terra in un unico punto fino a creare il colle. Ovviamente è solo una leggenda. Il castello che vedete alle mie spalle è abbastanza recente, hanno iniziato a costruirlo nel 1517, i lavori hanno durato circa 50 anni e sorge sopra le rovine della fortezza creata dai patriarchi di Aquileia come loro sede, che era crollata nel 1511 a causa di un terremoto. Il 1511 per Udine è stato un anno terribile. Oltre al terremoto c'è stata la peste e c'è stata una guerra civile che si è poi espansa a tutto il Friuli. Più tardi, durante le campagne napoleoniche, divenne parte del regno lombardo-veneto e solo nel 1886, insieme a tutto il resto del Friuli, o meglio la maggior parte del Friuli, divenne parte del Regno d'Italia. Durante la Prima Guerra Mondiale la città fu sede dell'Alto Comando italiano, tanto da venire chiamata la Città di Ferro, mentre durante la Seconda Guerra fu preda del Terzo Reich, che ne prese il controllo e lo mantenne fino al 1945, fino alla fine della guerra. Tutt'oggi molti continuano a considerare Udine come l'unica vera capitale del Friuli. Bene, basta con la storia, andiamo a vedere la città. Oggi siamo stati sfortunati perché c'è un po' di foschia all'orizzonte, ma da qui, dal portone del castello, si gode una magnifica vista di tutto il Friuli a nord di Udine. Una vista pazzesca sulle montagne a 180 gradi, tanto che è stata messa qui sulla terrazza una piastra che indica i nomi dei vari monti e le altezze dei vari monti. Purtroppo, come ho detto, oggi la giornata, per quanto finalmente serena, non è perfettamente pulita. In caso vi riporterò qui un'altra volta per farvi vedere questo panorama.
Udine alla fine è una città molto sottovalutata secondo me, ci sono molte cose belle e molte non ve le ho nemmeno fatto vedere perché non volevo che questo video diventasse lungo 20 minuti. Se avete occasione di passare dal Friuli, Udine è sicuramente una delle tappe obbligatorie. In questo momento mi trovo nel Zardin Grand, il giardino al centro di Piazza Primo Maggio, la piazza più grande di Udine. Questo video si conclude qui e da qui vi saluto. Noi ci vediamo al prossimo video.